Vi volevo farvi vedere un'ultima cosa prima di concludere, che riguarda, come dire, gli aspetti più sofisticati del controllo e del confronto tra le capacità numeriche della nostra specie e quella di altre specie animali. Perché guardate, non è sempre ovvio che noi siamo più bravi degli altri animali. È chiaro, e voglio essere assolutamente limpido su questo, non sto sostenendo che gli animali posseggano un concetto pieno di numero come noi lo possediamo, perché il pieno concetto di numero richiede la capacità di integrare tra di loro quelle due rappresentazioni di cui vi ho parlato, cioè la rappresentazione delle piccole numerosità fino a 3 con l'aritmetica precisa, con la rappresentazione delle grandi numerosità con l'aritmetica imprecisa senza limiti superiori. Ma quello che noi sappiamo fare è, con un po' di addestramento, l'aritmetica precisa sulle grandi numerosità. I bambini dopo un po' sanno fare 12 meno 6, sanno fare 22 più 5, eccetera, eccetera. Questo nessun animale lo sa fare spontaneamente, perlomeno, nello stesso modo in cui lo fanno i bambini. Però ci sono aspetti delle capacità aritmetiche, tra virgolette, che sono legate per esempio alla memoria a breve termine, in cui il confronto tra noi e altre specie può dare risultati sorprendenti. Questo è il caso di quest'ultimo esperimento che vi voglio far vedere, che è abbastanza stupefacente. In questo caso i soggetti sono dei scimpanzé, dei giovani scimpanzé. E il compito, come vedrete tra un attimo, consiste nel pigiare su uno schermo la sequenza dei numerali arabi da 1 a 9, nella sequenza corretta. Notate l'assoluta nonchalance con la quale lo scimpanzé esegue il compito e la velocità. Ogni volta che fa corretto, che non fa errori, riceve un po' di succo di frutta, vedete che si piega lì Questo è già complicato, no? E ha chiesto ovviamente parecchio tempo per l'animale per imparare che quei particolari simboli lì corrispondono a delle posizioni ordinali che tu devi mantenere, cioè che il simbolo che sta per il 2 viene dopo l'1 e viene prima del 3, eccetera, eccetera. Ci vuole molto tempo, però imparano molto bene e lo sanno fare molto velocemente. Però immaginate adesso di essere, noi pure lo sapremmo fare, forse non così velocemente, immaginate adesso di cambiare un pochino il compito nel modo seguente. Non appena voi premete il numero 1, tutti gli altri numeri vengono coperti da una mascherina, per cui voi dovete pigiare nella sequenza giusta, ma ricordandovi dove stava il 2, dove stava il 3, dove stava il 4, fino al 9. Allora, provate a vedere come se la cava uno scimpanzé, provate a farlo voi. Provate a monitorizzare il 2 e il 3, ci si riesce, no? Provate a guardare dov'è la posizione. Non sbaglia mai, Vi ho fatto vedere questa cosa per farvi riflettere anche però su un aspetto. Voi immagino, molti di voi sono genitori o nonni e avete mai provato a giocare a memory con i vostri bambini? Conoscete, no? Quel gioco in cui, che è simile a questo, ci sono le carte rovesciate, dovete ricordarvi dove erano, il 2, il 3 oppure quel che era. E di solito quel che succede è che i bambini in questi giochetti qua ci stracciano, o almeno in una certa percentuale i bambini piccoli manifestano quello che gli psicologi chiamano memoria eidetica, cioè sono capaci di tenere una scena visiva letteralmente in memoria per un certo tempo, così come l'hanno vista, pittorica, cioè come se fosse rimasta davanti a loro, come una fotografia. Gli fate vedere una scena, poi la coprite e gli dite dove era, che so, il quadratino giallo, vicino a quello rosso, davanti, dietro, eccetera. Voi dopo qualche secondo, su una scena che avete visto brevemente, lo dimenticate e loro sembrano mantenerla lì. Questa è una forma esagerata di questa capacità che hanno solo alcuni bambini, ma è interessante. E così come è interessante la capacità che voi osservate in certi pazienti che si chiamano autistici savant, e di cui forse anche avete sentito parlare. Se qualcuno di voi ha letto il bellissimo libro di Oliver Sacks ricorderà il caso che lui descrive dei gemelli sapienti
voi prendevate una manciata di fiammiferi, li buttate sul tavolo e gli chiedete di indovinare quanti sono, che è un compito simile a quello che vi ho descritto prima. Noi lo sappiamo fare, ma in maniera approssimata. Se io prendo una manciata di fiammiferi, la butto lì, voi mi dite, ma circa 50, circa 30, ci andate abbastanza vicini, ma non siete precisi, soprattutto magari qualche volta lo siete, ma non lo siete tutte le volte. Bene, questi qua, di fronte alla manciata, vi rispondevano 152, ed era il numero giusto. Come fanno a fare così? Oppure conoscete il caso della bambina Nadia che è stata descritta, una bambina autistica che a 3 anni era in grado di fare disegni di una complessità sconcertante, sembrava di vedere gli schizzi di Leonardo. Tutti questi casi sono interessanti perché tutte queste creature che manifestano queste capacità sofisticate, per esempio gli scimpanzé, per esempio i bambini piccoli, per esempio gli autistici savani, sono caratterizzati da un unico fatto, se ci pensate bene, e cioè le loro capacità linguistico-simboliche ancora non sono sviluppate. Non lo sono o per ragioni di malattia, di patologia, come nel caso degli autistici, o non lo sono perché sono ancora piccoli, come i bambini, oppure non lo sono perché non le possiederanno mai, come gli animali, che non hanno un linguaggio come il nostro. Il che suggerisce che forse il possesso di capacità linguistico-simboliche nella nostra specie si accompagna a degli svantaggi, cioè può darsi che gli animali, i bambini piccoli eccetera, sono capaci di fare certe cose proprio perché lo spazio cerebrale, per così dire, non è stato ancora occupato da altre cose che sono molto importanti per noi da adulti e che, insomma, il cervello è quello che è un gioco a somma zero, come dicono i matematici, no? Quello è quello che avete. Sviluppate nuove capacità come le funzioni linguistiche, in questo momento va a speso di altre cose che avete avuto quando eravate piccoli o che vengono silenziate durante il corso dell'evoluzione biologica, oppure che possono ricomparire per ragioni patologiche in individui che hanno nello stesso tempo un QI, un quoziente intellettuale bassissimo, sono praticamente gravemente handicappati, ma sanno fare queste cose straordinarie, per esempio localmente, come calcolare esattamente il numero di fiammiferi buttati lì a caso. Grazie per la vostra attenzione.